Allora, prima di passare al prossimo che omaggerà le voci di Napoli, io volevo iniziare con un piccolo intervento di un grande amico che ci è venuto a trovare qui stasera, che è Salvatore Architravo. Facciamo un applauso. Buonasera a tutti. Buonasera Salvatore, accomodate un poco. Allora, innanzitutto io voglio far vedere ciò che tu hai donato anche all'associazione Sergio Bruni e anche le altre voci di Napoli. Pensate un poco. Salvatore Architravo, Mario Merola. Poi, ecco qui, questo è stato il dono all'Associazione Culturale Sergio Bruni, il maestro Sergio Bruni. Io farei un applauso su questi meravigliosi capolavori di Salvatore Architravo. Carità, io ti ringrazio. Poi abbiamo Aurelio Firro, Roberto Murolo e Aurelio Firro. Eccoli qua. Grandissimi. Io, Salvatore, ti voglio fare una domanda. Io so che tu appartieni ad una grande famiglia d'artisti e tu sei il nipote del maestro Mario Trevi, a cui io faccio veramente tanti auguri di buon Natale al maestro Mario Trevi e a tutta la famiglia. Un bacione nonno, un bacione. Un bacione a tutta la famiglia. Allora, tu sei vissuto in questa famiglia d'artisti. Che cosa è per te la canzone classica napoletana, visto che l'hai vissuta più da vicino poi? Io so che tu sei un grande cultore ed amatore ed hai fatto anche un bellissimo lavoro proprio sulla storia della canzone napoletana. Allora, la canzone napoletana è cultura, è storia, è tradizione. È difficile descrivere un argomento così grande in pochi minuti. Se si pensa alle villanelle del 1200 fino ai giorni nostri, sono già 1800 anni che si parla di canzone napoletana. È vero. E nel corso di questi 1800 anni ci sono stati momenti bui, momenti luminosi, come qualsiasi cosa Sì, adesso la canzone napoletana. Adesso si dà voce a dei personaggi che prima non avevano voce, cioè sì. C'è una democrazia, un coinvolgimento totale della tipologia di personaggi che esprimono i loro pensieri attraverso le canzoni. È vero, sì. Io so che tu c'hai anche un giovane cantante in casa e in famiglia che dopo ascolteremo. Non dico ancora il nome, lo ascolteremo ancora. Salvatore, io ti faccio tanti auguri di buon Natale. Io ti ringrazio del ricambio di cuore. A te e tutta la tua famiglia e saluto ancora il maestro Mario Trevi che è un'altra bandiera di Napoli. Stiamo parlando delle bandiere di Napoli, quindi lo saluto ancora con auguri di buon Natale. Grazie, tu però non vai via, stai sempre qui con noi. Un applauso! Grazie.